L'odierna solennità del Natale prende luce dal mistero pasquale del Signore Gesù, morto e risorto per salvare l'umanità. Oggi noi celebriamo Lui, il risorto, facendo tuttavia memoria della sua nascita nella carne. Il Verbo si fece carne e venne a abitare in mezzo a noi. Ci ricorda l'Evangelista Giovanni nel prologo del suo Vangelo. Gesù è colui che il profeta Isaia ha annunciato, il messaggero di buone notizie che annuncia la salvezza, che passò beneficando e risanando tutti coloro che erano sotto il potere del diavolo. È questa l'opera che il risorto, oggi contemplato bambino a Betlemme, continua lungo la storia. È l'opera che, in modo sommo, egli compie in ogni Eucaristia. Ci disponiamo allora all'incontro con Lui, il Cristo, Figlio di Dio fatto uomo per noi, e iniziamo la celebrazione della Santa Messa con il canto d'ingresso, Venite fedeli, che possiamo trovare al numero 198 del libretto.
nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Fratelli e sorelle, benvenuti a questa celebrazione solenne del Natale del Signore. I cantori ci hanno invitato con il canto tradizionale «Venite, adoriamo il Signore», «Venite pastori, venite fedeli». Siamo invitati ad accostarci alla nascita del Signore Gesù, un momento di grande gioia, di grande riconoscenza, di adorazione. Venite, adoriamo. Anzitutto l'adorazione, il sentimento che deve permearci come primo approccio a questa solennità. E poi la preghiera di riconoscenza, ma anche di pentimento, per essere davvero accolti nella misericordia del Signore e fare esperienza del suo perdono. Fratelli e sorelle carissimi, al termine di questa solenne celebrazione dell'Eucaristia riceveremo la benedizione papale che, attingendo alla ricchezza della comunione dei santi in Cristo Redentore, ci elargirà l'indulgenza plenaria con la remissione di ogni pena dovuta per i peccati. Confessiamo dunque le nostre colpe e umiliamoci sotto la potente mano di Dio perché ci esalti nell'ora della sua visita. Signore Gesù, tu sei il messaggero di Dio, da sempre abbracciato nel seno del Padre, per quando non ti abbiamo saputo riconoscere e accogliere, abbi pietà di noi. Signore, pietà. Cristo Gesù, Verbo eterno, hai preso su di te la nostra umanità e ti sei fatto uomo per noi. Per quando ti abbiamo rifiutato nel fratello che non abbiamo accolto e aiutato, abbi pietà di noi. Cristo, pietà. Signore Gesù, tu ci hai dato il potere di diventare figli di Dio. Per quando siamo rimasti indifferenti alla tua parola di salvezza, abbi pietà di noi. Signore, pietà. Per i meriti e per l'intercessione della Beata Semprevergine Maria, dei Santi Apostoli Pietro e Paolo, di San Tiziano Vescovo e di tutti i santi, Dio Onnipotente e Misericordioso vi conceda un tempo favorevole per un sincero e fruttuoso pentimento, la continua conversione del cuore, il rinnovamento della vita, la perseveranza nelle opere buone, perdoni i vostri peccati e vi conduca alla vita eterna.
Preghiamo. O Dio, che in modo mirabile ci hai creati a tua immagine e in modo più mirabile ci hai rinnovati e redenti, fa che possiamo condividere la vita divina del tuo Figlio che oggi ha voluto assumere la nostra natura umana. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Isaia. Come sono belli sui monti i piedi del messaggero che annuncia la pace, del messaggero di buone notizie che annuncia la salvezza, che dice a Sion: regna il tuo Dio. Una voce, le tue sentinelle alzano la voce, insieme esultano, poiché vedono con gli occhi il ritorno del Signore a Sion. Prorompete insieme in canti di gioia, rovine di Gerusalemme, perché il Signore ha consolato il suo popolo, ha riscattato Gerusalemme. Il Signore ha snudato il suo santo braccio davanti a tutte le nazioni. Tutti i confini della terra vedranno la salvezza del nostro Dio. Parola di Dio. Tutta la terra ha veduto la salvezza del nostro Dio. Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto prodigi, gli ha dato vittoria alla sua destra e il suo braccio santo. Tutta la terra ha veduto la salvezza del nostro Dio. Il Signore ha manifestato la sua salvezza, agli occhi dei popoli ha rivelato la sua giustizia. Egli si è ricordato del suo amore, della sua fedeltà alla casa di Israele. La salvezza del nostro Dio. Tutti i confini della terra hanno veduto la salvezza del nostro Dio. Acclami al Signore tutta la terra, gridate, esultate con canti di gioia. Tutta la terra ha veduto la salvezza del nostro Dio.
Cantate inni al Signore con l'arpa e con suono melodioso, con la tromba e al suono del corno. Acclamate davanti al Re il Signore. Salvezza del nostro Dalla lettera agli Ebrei. Dio, che molte volte e in diversi modi nei tempi antichi aveva parlato ai padri per mezzo dei profeti, ultimamente, in questi giorni, ha parlato a noi per mezzo del Figlio, che ha stabilito erede di tutte le cose e mediante il quale ha fatto anche il mondo. Egli è irradiazione della sua gloria e impronta della sua sostanza, e tutto sostiene con la sua parola potente. Dopo aver compiuto la purificazione dei peccati, sedette alla destra della maestà nell'alto dei cieli, divenuto tanto superiore agli angeli, quanto più eccellente del loro è il nome che ha ereditato. Infatti, a quale degli angeli Dio ha mai detto: tu sei mio figlio, oggi ti ho generato? E ancora, io sarò per lui padre ed egli sarà per me figlio. Quando invece introduce il primogenito nel mondo, dice: lo adorino tutti gli angeli di Dio. Parola di Dio. Un giorno santo è spuntato per noi, venite tutti ad adorare il Signore. Oggi una splendida luce è discesa sulla terra. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio, e il Verbo era Dio. Egli era in principio presso Dio. Tutto è stato fatto per mezzo di Lui, e senza di Lui nulla è stato fatto di ciò che esiste. In Lui era la vita, e la vita era la luce degli uomini. La luce splende nelle tenebre, e le tenebre non l'hanno vinta.
Venne un uomo mandato da Dio, il suo nome era Giovanni. Egli venne come testimone per dare testimonianza alla luce, perché tutti credessero per mezzo di lui. Non era lui la luce, ma doveva dare testimonianza alla luce. Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo. Era nel mondo e il mondo è stato fatto per mezzo di lui. Eppure il mondo non lo ha riconosciuto. Venne fra i suoi e i suoi non lo hanno accolto. A quanti però lo hanno accolto, ha dato potere di diventare figli di Dio, a quelli che credono nel suo nome, i quali non da sangue, né da volere di carne, né da volere di uomo, ma da Dio sono stati generati. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi, e noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come del Figlio unigenito, che viene dal Padre, pieno di grazia e di verità. Giovanni gli dà testimonianza e proclama: era di lui che io dissi, colui che viene dopo di me è avanti a me, perché era prima di me. Dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto grazia su grazia, perché la legge fu data per mezzo di Mosè, la grazia e la verità vennero per mezzo di Gesù Cristo. Dio nessuno lo ha mai visto, il Figlio unigenito, che è Dio ed è nel seno del Padre, è Lui che lo ha rivelato. Parola del Signore. Cari fratelli e sorelle, il solenne prologo di Giovanni l'Evangelista che abbiamo appena ascoltato inquadra il Natale di Gesù in una prospettiva molto ampia, diciamo meglio, infinitamente ampia. Questa prospettiva, infatti, è la stessa vita trinitaria di Dio. In principio era il Verbo era presso Dio e il Verbo era Dio. Il quarto evangelista, Giovanni, non si accontenta di inquadrare la nascita di Gesù in un contesto storico e politico, come fa l'evangelista Luca, il cui racconto abbiamo sentito nella messa di questa notte a mezzanotte. In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento. Questo primo censimento fu fatto quando Quirinio era governatore della Siria. No, Giovanni inquadra la nascita di Gesù in una relazione vitale, non in un quadro semplicemente storico e politico, in uno scambio personale profondissimo, sublime tra il Verbo e il Padre. In principio era il Verbo era presso Dio, meglio ancora rivolto, proteso a Dio, e il Verbo era Dio. Tutto comincia lì dove nessuno, se non Dio solo, ha diritto di cittadinanza. Ma il punto decisivo, ed è questo che noi celebriamo nel Natale, è che questa storia che ci supera infinitamente
essendo una relazione divina, si è aperta alla umanità, alla nostra umanità. Il Verbo si fece carne per l'umanità, non per turismo. Dio pianta la sua tenda in mezzo a noi, come dice San Giovanni, ma per salvare l'umanità. Concretamente Dio si fa carne per andare incontro alla nostra umana, fragile, ma persistente ricerca di verità, di senso, di speranza, di felicità, e per offrire a noi uomini una realizzazione che supera in una misura del tutto eccedente le nostre capacità umane, tutte le nostre capacità umane. Dio illumina tutto intero l'uomo, tutta intera l'umanità. Essendo luce vera, poi illumina ogni uomo, non solo tutto l'uomo, ma anche ogni uomo. Vi è infatti un incontro con Dio che riguarda tutti, offerto a tutti. Ogni uomo, infatti, per il fatto stesso di vivere, cerca una risposta ai propri bisogni di verità e di dignità. E in questa ricerca si nasconde e insieme si rivela la ricerca di Dio, come ci ricorda Agostino: tu ci hai fatti per te, Signore, e il nostro cuore è inquieto fino a che non trova dimora in te. Nella prima parte del prologo che abbiamo ascoltato, l'accento cade quindi sulla iniziativa divina. È Dio che si rivela, che si offre, e non tanto l'umanità che vuol credere, anzi l'umanità fa fatica a credere, pur desiderando speranza, felicità, fa fatica a credere. E il testo di Giovanni, proseguendo, non ha timore di affermare che questa rivelazione non è stata accolta. La luce splende nelle tenebre, ma le tenebre non l'hanno accolta. Senza far troppa fatica ci accorgiamo facilmente che anche oggi il nostro mondo ci offre ogni giorno uno spettacolo di violenza, di menzogna, di menefreghismo, di decadenza morale. Ci accorgiamo facilmente che l'affermazione di Giovanni è vera anche oggi, anche per noi. Il mondo non ha accolto, non accoglie Dio. I versetti 11 e 12 andrebbero lungamente meditati. Venne fra la sua gente, ma i suoi non l'hanno accolto. Nel suo mondo, ma anche oggi, Gesù è rimasto straniero, incompreso, se non addirittura rifiutato, non solo al momento della sua nascita, ma soprattutto nel momento in cui si mise ad annunciare il Vangelo, fino ad eliminarlo, come è avvenuto poi. È vero però anche un'altra cosa meno tragica, più consolante. È vero che chi l'ha accolto ha potuto sperimentare una vita filiale che non nasce dalla carne e dal sangue, ma nasce dall'amore stesso di Dio. A quanti però l'hanno accolto ha dato potere di diventare figli di Dio, a quelli che credono nel suo nome, i quali non da sangue, né da volere di carne, né da volere di uomo, ma da Dio sono stati generati. L'incarnazione di Gesù resta quindi la strada per incontrare Dio. Ma come attuare quell'accoglienza di cui ci parla Giovanni? Quelli che l'hanno accolto sono diventati figli di Dio. Il testo evangelico, pur consapevole della facile tentazione dell'incredulità che tocca tutti quanti noi, nessuno di noi può sottrarvisi, il testo evangelico risponde fissando lo sguardo sull'umanità concreta di Gesù. Come possiamo cogliere questa accoglienza? Fissando lo sguardo sull'umanità concreta di Gesù. Non c'è altra strada. Fatto carne, Gesù abita in mezzo a noi.
Fatto carne, Gesù avrà fame, sete, piangerà, conoscerà l'angoscia, vivrà così la vita umana nella sua concreta normalità. E proprio di questo verbo fatto carne, Giovanni dice: noi vedemmo la sua gloria, gloria come di unigenito dal Padre, pieno di grazia e di verità. Qual è questa gloria di cui parla Giovanni? Vedemmo la sua gloria. Non è immediatamente la gloria della fine dei tempi, e non è neppure una gloria di quelle che separano gli uomini dagli altri. No. La gloria di cui parla Giovanni e di cui parlerà più avanti nel suo Vangelo è lo splendore del suo amore, che nella sua concreta umanità Gesù dona gratuitamente, misericordiosamente, fedelmente a noi uomini. Lo splendore del suo amore gratuito e fedele. Nulla, se ci pensiamo, nulla è più glorioso, autenticamente glorioso dell'amore che si dona gratuitamente. Quella è la vera gloria di Dio e dell'uomo. Tutto il resto passa. Nulla resta Potremmo anche dire così, per capire questo mistero che celebriamo oggi. Il Verbo incarnato, il Figlio eterno di Dio, si è fatto uomo come noi, perché potessimo vedere in una concreta vicenda umana lo splendore dell'amore stesso di Dio. Quell'amore a cui immagine siamo stati creati. Vederlo, questo amore, ed essere attirati da esso, attirati per lasciarci cambiare, per lasciarci trasformare in quell'amore stesso, per lasciarci convertire. Ecco, a mio avviso, che cosa indicano le bellissime parole che reciteremo nella preghiera del prefazio. Nel mistero del Verbo incarnato è apparsa agli occhi della nostra mente la luce nuova del tuo fulgore. Nella povera umanità di Gesù è apparso il fulgore, la gloria dell'amore stesso di Dio. E poi quelle parole stupende. Perché conoscendo Dio visibilmente, per mezzo suo siamo rapiti all'amore delle cose invisibili. Conoscendo Dio visibilmente, per mezzo suo siamo rapiti all'amore delle cose invisibili. Solo Gesù ci fa vedere Dio, che è invisibile. Dio nessuno l'ha mai visto, ci ha detto appena adesso il Vangelo di Giovanni. Lui, figlio unigenito, incarnato, ce ne ha parlato, ce l'ha raccontato, l'ha reso visibile. E ce lo fa vedere, ce lo rende visibile attraverso la tenerezza e la fedeltà del suo amore. Questa è la gloria che rifulge nel Figlio incarnato. Non dobbiamo quindi stancarci di fissare coi nostri occhi la figura e la vicenda umana di Gesù a partire dal presepio. Il presepio ha questo senso, non è qualcosa di estetico, ci presenta l'umanità concreta di Gesù. A partire quindi dalla sua nascita a Betlemme, è rivelazione, l'unica rivelazione del Padre, è la via attraverso cui noi possiamo essere, dice il prefazio, rapiti all'amore delle cose invisibili. Vedendo Dio visibilmente possiamo essere rapiti all'amore delle cose invisibili. E cosa sono queste cose invisibili? L'amore di Dio, certamente, ma anche l'amore di una vita che si dona, l'amore di una vita che accoglie, che ospita, che perdona, che aiuta, che serve. Queste cose invisibili potrebbero essere l'amore delle beatitudini, le beatitudini di Gesù. Potrebbe essere l'amore della santità. Rapiti cioè all'amore di cose che l'occhio umano a volte riesce a vedere e magari anche apprezza, ma non sempre, anzi quasi mai riconosce come cose degne di essere perseguite o cose possibili
da essere realizzate e quindi rimangono, per così dire, invisibili. Perché conoscendo Dio visibilmente, nel Verbo che si è fatto carne, in quel bambino che giace nella grotta di Betlemme e poi via via in quel Gesù di cui ci parlano i Vangeli, per mezzo suo siamo rapiti all'amore delle cose invisibili, delle cose che magari sono davanti ai nostri occhi ma non riusciamo a vedere, non riusciamo a credere. E alla fin fine è l'amore, e alla fin fine sono le beatitudini. Dalla sua pienezza, ci dice ancora Giovanni, noi tutti abbiamo ricevuto grazia su grazia, dono su dono. Chiediamo di ricevere il dono di essere anche noi rapiti, bellissima questa espressione, rapiti all'amore di una vita come quella di Gesù. Dall'amore che traspare dalla sua vita, a cominciare dalla sua nascita a Betlemme. Solo in questo modo potremo diventare realmente figli di Dio, generati da Lui e capaci di diffondere il suo amore. Chiediamo questa grazia per quest'oggi, in questa solennità del Natale, perché davvero l'esperienza della conoscenza visibile del Figlio eterno di Dio fatto uomo cambi, rilanci, rapisca la nostra vita all'amore delle cose invisibili. Ci alziamo in piedi. Rinnoveremo fra poco la nostra professione di fede. Durante le parole del credo che ricordano l'evento dell'incarnazione che oggi celebriamo, ci metteremo in ginocchio per qualche istante. Proviamo a seguire il testo al numero 33 del Libro dei Canti. Credo in unum Deum. Et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum. Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo vero. Qui propter nos homines et propter nostram salutem descendit de celis.
Crucifixus etiam pro nobis, sub Pontio Pilato, passus et sepultus est. Et ascendit in caelum, sedet ad dexteram Patris. Et in Spiritum Sanctum Dominum et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit. Et unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam et expecto resurrectionem mortuorum. Fratelli e sorelle, Dio parla a noi per mezzo del Figlio, impronta della sua sostanza. Dopo aver ascoltato e accolto con fede la sua parola, memori della preghiera che Gesù con confidenza rivolgeva al Padre, anche noi ora da figli presentiamo a Dio le nostre invocazioni. Preghiamo insieme e diciamo: ascolta, o Padre, la preghiera dei tuoi figli. Ascolta, o Padre, la preghiera dei tuoi figli. Per il nostro Papa Francesco, il Vescovo Corrado e per tutti i pastori della Chiesa, siano nel mondo messaggeri di pace, annunciatori coraggiosi e testimoni fedeli del Vangelo di Cristo, preghiamo. Ascolta, o Padre, la preghiera dei tuoi figli. Per coloro che hanno responsabilità civili e di governo, l'umiltà e la semplicità del bambino Gesù ispirino decisioni giuste ed eque a sostegno dei più poveri e disagiati, in uno spirito di vera fraternità fra i popoli e nella promozione di un autentico bene comune. Preghiamo. Ascolta, o Padre, la preghiera dei tuoi figli. Per i missionari della nostra diocesi, si sentano accompagnati dalla preghiera della comunità cristiana e compiano fedelmente il loro ministero con cuore libero e carità operosa. Preghiamo. Ascolta, o Padre, la preghiera dei tuoi figli. Per ogni persona che soffre nel corpo e nello spirito, perché possa sentire fiducia e nutrire speranza in Gesù Cristo, luce che illumina, guida e conforta. Preghiamo.
Ascolta, o Padre, la preghiera dei tuoi figli. Per le nostre famiglie, le festività natalizie siano l'occasione per rinsaldare i legami che uniscono, per superare incomprensioni e divisioni e per condividere la bellezza dello stare insieme nella gratuità. Preghiamo. Ascolta, o Padre, la preghiera dei tuoi figli. Perché la grazia e la tenerezza del Signore possano conquistare il cuore di ogni uomo, molti accolgano con gratitudine il dono di poter diventare figli di Dio. Preghiamo. Ascolta, o Padre, la preghiera. O Padre, ti abbiamo presentato le nostre preghiere illuminati dal mistero del Natale di Gesù. Accoglile come accoglievi la sua orazione quando egli si rivolgeva a te da questa terra e confermaci nella certezza che anche per noi, tuoi figli amati, è preparato il regno eterno nella gloria del cielo per Cristo nostro Signore. Amen. Potete sedere. La liturgia di questo giorno ci fa riscoprire la grande gioia che abita nel nostro cuore e nel cuore della storia. È la gioia che ci viene dal Figlio di Dio che in Gesù si è fatto uomo per noi. Con gratitudine allora portiamo all'altare il pane e il vino. Sono l'offerta della nostra umanità al Padre, perché Egli continui a donarci in questi segni la vita stessa di Cristo, che continua a visitarci con la sua presenza. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, della tua bontà e ammirazione. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, della tua bontà abbiamo ricevuto questa pena e del lavoro dell'uomo lo presentiamo a te perché diventi per noi una banda di salvezza. Benedetto nei secoli il Signore. Umili e pentiti accoglici, Signore, ti sia benedetto la tua sacrificio che si compie dinanzi a te.
Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Ti sia gradito, o Signore, questo sacrificio, espressione perfetta della nostra fede, e ottenga a tutti gli uomini il dono natalizio della pace per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza. Rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo nostro Signore. Nel mistero del Verbo incarnato è apparsa agli occhi della nostra mente la luce nuova del tuo fulgore, perché conoscendo Dio visibilmente, per mezzo suo siamo rapiti all'amore delle realtà invisibili. E noi, uniti agli angeli e agli arcangeli, ai troni e alle dominazioni e alla moltitudine dei cori celesti, cantiamo con voce incessante l'inno della tua gloria. Santo, Santo, il Signore, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, Osanna. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.
Mistero della fede. Proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, o Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui la Vergine Maria diede al mondo il Salvatore. Rendila perfetta nell'amore, in unione col nostro Papa Francesco, come è indegno tuo servo, e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con gli Apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. E la pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. In Cristo Gesù nato per noi, scambiatevi un gesto di pace.
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Beati gli invitati alla cena del Signore, ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò. Ci prepariamo ad accogliere il Signore Gesù, risorto e presente in mezzo a noi nel sacramento dell'Eucarestia. La Santa Comunione verrà distribuita, oltre che davanti all'altare della celebrazione, anche presso gli altari delle navate laterali. Accostiamoci con ordine al ministro più vicino. Accompagniamo questo momento con il canto numero 182.
Preghiamo. Padre Santo e misericordioso, il Salvatore del mondo che oggi è nato e ci ha rigenerati come tuoi figli, ci comunichi il dono della sua vita immortale per Cristo nostro Signore. Carissimo Vescovo nostro Corrado, grazie per quell'invito a lasciarci rapire dalla tenerezza del Padre che si manifesta nell'umanità di Gesù e che si manifesta anche in questa celebrazione, nel nostro trovarci in famiglia, essere una grande famiglia insieme con il nostro Padre, il Vescovo, e vorremmo farle di cuore i nostri auguri. E l'augurio, siccome non tutti possiamo venirle a dare la mano un bacio, Alessandro viene adesso a fargli gli auguri a nome di tutti noi. E noi approviamo con un nostro applauso. Buon Natale di tutto cuore. Grazie caro Don Graziano di questi auguri così belli e simpatici. Grazie anche a te che è il primo Natale che vivi come parroco della cattedrale e della parrocchia gemella di Salsa. Un augurio a tutti voi, cari fratelli e sorelle, in primo modo membri della parrocchia della cattedrale, mi pare doveroso. E poi, essendo la cattedrale, per così dire, la chiesa non solo di una parrocchia ma la chiesa della diocesi, auguri a tutti coloro che vengono da altre comunità parrocchiali e hanno voluto essere qui attorno al Vescovo in questo giorno di Natale. Un augurio di un santo Natale vissuto con quella gioia e pace che è stato l'augurio anche dell'angelo dei pastori, pace in terra agli uomini che Dio ama. Augurio tutto particolare ai malati, agli anziani che non hanno potuto muoversi. Molti di coloro che sono nelle case ci hanno seguiti anche attraverso le onde, le frequenze dei Radio Palazzo Carli o della Tenda TV. Un grazie agli operatori e un augurio a tutti coloro che si sono messi in comunicazione attraverso questi strumenti che li ha fatti sentire certamente partecipi anche della nostra gioia, della nostra fede, della nostra carità. Un grazie al coro che ha cantato anche questa notte, poi alle 9 a Cozzuolo ha fatto un tour e adesso qui proprio bene ci ha aiutati a pregare e a lasciarci rapire anche dalle bellezze delle cose sensibili verso l'amore e delle realtà invisibili. Grazie di cuore a loro, grazie anche ai nostri bravissimi chierichetti che anche alcuni di loro erano qui stanotte e hanno voluto essere presenti, altri no, però grazie a tutti di cuore. E chiediamo davvero al Signore la sua benedizione che ci accompagni a vivere la gioia e la pace che qui abbiamo sperimentato. Il nostro venerato Padre Corrado, per grazia di Dio e designazione della sede apostolica, Vescovo di questa Santa Chiesa che è in Vittorio Veneto, a nome del Romano Pontefice impartirà la benedizione con l'indulgenza plenaria a tutti i fedeli che, animati da sincero pentimento, confessati e comunicati, hanno partecipato a questa celebrazione. Pregate Dio per il Beatissimo nostro Papa Francesco, per il nostro Vescovo Corrado, per la Santa Madre Chiesa e impegnatevi a vivere santamente in piena comunione con Dio e con i fratelli. Il Signore sia con voi. Chinate il capo per la benedizione. Dio che nella nascita del Cristo suo Figlio ha inondato di luce questo giorno santissimo, allontani da voi le tenebre del male e vi illumini con la luce del bene. Dio che nel suo Figlio fatto uomo ha congiunto la terra al cielo, vi riempia della sua pace e del suo amore.
Dio, che mandò gli angeli a recare ai pastori il lieto annuncio del Natale, vi faccia messaggeri del suo Vangelo. Amen. Per l'intercessione dei santi apostoli Pietro e Paolo, vi benedica e vi accompagni Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Ite